Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, in questo video devo parlarvi e voglio parlarvi di un napoletano che sarà anche una brava persona, che sarà stato anche un grande calciatore, ma per quanto riguarda il suo tifo, la sua passione sportiva, la sua squadra del cuore, ci sono molto dubbi che questa sia il Napoli. Perché ho questi dubbi e perché anche voi, tanti di voi, hanno lo stesso mio dubbio nei confronti di questo calciatore? Perché non è la prima volta, cioè quello che vi parlerò in questo video, che lui si scaglia assolutamente ingiustificatamente contro il Napoli. Avete capito di chi sto parlando? Si tratta di Ciro Ferrara, colui che con Maradona ha vinto 2 scudetti con la maglia del Napoli e anche una bella Coppa UEFA e Coppa Italia. Ma a parte questi trofei importantissimi e malgrado la grande stima che Diego Maradona aveva ed ha nei confronti di Ciro Ferrara, personalmente io questo napoletano non l'ho mai capito. Come campione l'ho apprezzato, ma sicuramente come persona non l'ho mai capito. Sarà stato che dal momento che fu poi ceduto alla Juventus, entrando nell'atmosfera juventina, sia diventato un tifoso dei bianconeri? Sarà quella la Juventus la sua squadra del cuore invece del Napoli? Beh, qualche dubbio viene legittimo perché molte volte, non è la prima volta, che lui, come dicevo, si scaglia contro il Napoli, ma senza motivo, senza ragioni, con commenti assolutamente assurdi. Come per esempio riguardo all'ultima partita disputata in campionato dal Napoli a Parma. Parma-Napoli 2-1, 2 rigori concessi dall'arbitro Juan assolutamente inesistenti. Rigori inesistenti non perché lo sostengo io, lo sostengo anche io, ma rigori inesistenti che tutta l'Italia, compreso anche quei giornali che di solito non sono molto obiettivi nei confronti del Napoli, rigori che sono stati definiti assolutamente assurdi e inesistenti anche da quelle pay TV che solitamente da tanto ma tanto tempo sono sempre per niente obiettivi nei confronti della squadra azzurra. Insomma, solo per Ciro Ferrara i rigori subiti dal Napoli contro il Parma, inventati dall'arbitro Juan, sono rigori al 100%. Infatti subito dopo la partita Ciro Ferrara ha commentato e sentite un po' che cosa ha detto riguardo ai 2 rigori concessi al Parma contro il Napoli. Vi leggo integralmente l'articolo di uno dei più famosi giornali sportivi italiani. Sentite. Hanno fatto scalpore i 2 rigori concessi dall'arbitro Juan al Parma contro il Napoli. 2 sanzioni generose, con Grassi prima e poi con Kulusevski. In molti si sono schierati contro l'operato dell'arbitro Juan, autore di un disastro anche in Napoli-Lecce. Infatti in quell'occasione quest'arbitro non fischiò un rigore plateale su Milik e rifiutò di andare al VAR. A difenderlo però c'è Ciro Ferrara che a Italia 1 a Pressing ha detto: ho giocato a calcio e posso dire di avere un minimo di esperienza. Quelli concessi dall'arbitro Juan al Parma contro il Napoli sono 2 rigori per tutta la vita. Nel rigore procurato da Mario Rui è l'unico a protestare. Tutti i compagni di squadra invece stanno zitti perché sanno benissimo che il rigore era netto e sacrosanto. Questo è quello che ha commentato Ciro Ferrara su Italia 1 alla trasmissione Pressing riguardo ai 2 calci di rigore subiti a sfavore dal Napoli contro il Parma. E allora la domanda è: ma Ciro Ferrara ci è o ci fa? Nel senso, è juventino
o fa la parte del Juventino, ci vede o fa la parte del circo. Insomma, praticamente è pazzesco, è assurdo che questo calciatore, che ripeto, questo partenopeo, che sarà anche una brava persona, sarà stato anche un grande campione, ma certamente o juventino o non juventino, come opinionista fa veramente molto, ma molto ridere. Sì, perché le sue opinioni sono sempre fuori ogni logica e ogni ragionamento, proprio all'incontrario di quello che si vede. E allora o è antipatia verso la squadra azzurra, e questo sarebbe proprio scandaloso perché lui l'ha vestita quella maglia e perché a Napoli, anche se forse per sbaglio, ci è nato, oppure Ciro Ferrara ha un conto aperto con i napoletani perché in qualche occasione, in qualche sua apparizione a Napoli, come per esempio durante un concerto di Gigi D'Alessio, si beccò fischi da tutta la platea. Insomma, sarà per qualche motivo che noi non conosciamo, certo è che Ciro Ferrara non è per niente obiettivo, perché l'arbitro Juan è stato scandaloso e dovrebbe essere radiato dal calcio italiano, o perlomeno non dovrebbe mai più l'arbitro cagliaritano Juan arbitrare le partite del Napoli, mai più. Perché i casi dell'arbitro Juan sono due: o è un incompetente, incapace, oppure è in malafede. Ed entrambi i casi, o è incompetente o è in malafede, non può arbitrare. Specialmente in Serie A, una categoria di professionisti. Oppure quest'arbitro, non lo so, c'ha un conto aperto con il Napoli di antipatia o non so di che cosa, uguale proprio a quello di Ciro Ferrara. E allora, secondo la mia modesta opinione, logicamente voi che seguirete e ascolterete questo video dite la vostra opinione su tutto qui sotto ai commenti. Secondo me l'arbitro Juan non dovrebbe mai più arbitrare le partite del Napoli, oppure dovrebbe essere assolutamente radiato dall'albo degli arbitri di calcio, perché è vergognoso. Mentre invece Ciro Ferrara dovrebbe andare ad allenare qualche scuola calcio, se eventualmente è capace di farlo, ma certamente dalla TV come opinionista lo dovrebbero prendere a calci nel deretano, perché non è assolutamente all'altezza di dire un'opinione in modo obiettivo. Questo è il mio pensiero. Quando ho letto il commento di Ciro Ferrara mi sono imbestialito nel cuore, mi sono veramente arrabbiato e ho detto: io devo fare un video, devo mettere a conoscenza i napoletani che non sanno di questa cosa, perché tutti coloro che apprezzano come me, malgrado tutto ciò, Ciro Ferrara nei tempi in cui ha giocato per la maglia azzurra, devono sapere che quel campione, compagno di squadra di Maradona, era sicuramente un'altra persona. Il tempo ha cambiato Ciro Ferrara, avrà cambiato il colore della sua squadra, del cuore, sicuramente è cambiato in modo molto negativo. È un vero peccato, perché poi tanti di noi tifosi napoletani siamo legati con i ricordi a questo calciatore per il suo trascorso con la maglia del Napoli. Io lo ricordo in modo particolare con una rete, con un grande passaggio di Diego Armando Maradona proprio in Coppa UEFA, e ricordo la sua esultanza che fu veramente pazzesca. Tutti ricordi che però vengono macchiati dal suo comportamento, non solo in riguardo a questa opinione della partita Parma-Napoli, ma anche in tante altre occasioni dove lui si è dimostrato, altro che napoletano, sicuramente una anti-Napoli. Mi dispiace per tutti coloro che magari hanno un pensiero diverso dal mio, è legittimo, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma secondo me è impossibile non cambiare opinioni nei confronti di questo signore quando sentiamo
questi argomenti che non stanno né in cielo e né in terra. Proprio perché ha giocato a calcio il signor Ciro Ferrara, come fa a sostenere che quei 2 calci di rigori assegnati dall'arbitro Juan contro il Napoli siano rigori tutta la vita, come lui ha sostenuto e commentato? Terribilmente arrabbiato per quello che ho sentito da Ciro Ferrara, io concludo questo video e lascio a voi la libertà di esprimere il vostro pensiero su quello che abbiamo discusso in questo video.